Comunicazioni radio in emergenza, montaggio tende, utilizzo della pompa idrovora, formazione e prevenzione. Ecco come lavora la Protezione Civile, che ha organizzato una giornata di dimostrazione per gli aspiranti volontari a Forte Marghera. È una esercitazione dimostrativa che è rivolta a dei aspiranti volontari a conclusione di un percorso che è partito con un bando di reclutamento di questi volontari. Quindi alla fine di questa giornata, nelle nostre intenzioni, dovrebbero avere tutti gli elementi per decidere se far parte della famiglia del volontariato oppure no. Secondo me è una cosa molto positiva perché ci permette di vedere cosa poi andremo ad affrontare nel momento in cui faremo un'attività effettiva di protezione civile. Anche per imparare e mettere in pratica quello che si farà prossimamente. Speriamo che non succeda mai niente di brutto, ma se succede siamo qui, perché comunque è una cosa che mi servirà molto. Volevo già farlo, questo aiuto ai cittadini, ed è una cosa che servirà moltissimo, davvero. Molto utile anche perché magari succede una cosa in giro e non si è preparati assolutamente a qualsiasi emergenza. In questo caso è un ottimo modo per imparare. Un'attività sempre a stretto contatto con i vigili del fuoco e non solo. Molto spesso la nostra attività è proprio a supporto di altre strutture, in primis i vigili del fuoco. I vigili del fuoco, ricordiamolo, sono la componente operativa della protezione del Sistema Nazionale di Protezione Civile. La prevenzione e la sicurezza stanno proprio alla base del concetto di protezione civile, quindi provare, riprovare finché diventa la cosa più naturale. La sicurezza propria è quella del personale con il quale si collabora.